Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Music loud, women walk, being kicked around since I was. Salve ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Cities XL 2012. Andiamo immediatamente all'interno della nostra partita, selezioniamo la nostra città, perfetto, e carichiamo il nostro salvataggio. Allora, questo è il video conclusivo della saga di Cities XL 2012, perché ho illustrato le principali funzionalità del game e come risolvere alcuni problemi in caso di crisi finanziarie, e adesso andiamo a vedere un fattore molto importante che riguarda il settore traffico all'interno della nostra città. Allora, come potete vedere, intanto diamo un'occhiata generale al nostro stato dei trasporti. Il nostro traffico potete vedere che è abbastanza congestionato in alcune strade, anche perché i cittadini per recarsi al lavoro hanno bisogno quindi di prendere la loro macchina e andare all'interno del loro posto di lavoro, e quindi pian piano che le macchine escono di casa si accavallano l'una sull'altra e si creano questi ingorghi che praticamente riducono la felicità dei nostri cittadini. Come potete vedere, all'interno della soddisfazione degli operai generici la città ha enormi problemi di traffico. Per risolvere questo problema o effettuate delle migliorie all'interno delle strade o ne costruite diverse, oppure potete ricorrere all'opzione trasporti pubblici. I trasporti pubblici si possono suddividere sia in stazioni metropolitane che stazioni degli autobus. Le linee degli autobus vanno costruite tramite l'azienda degli autobus del transito di massa, che gestisce tutti i terminali di autobus della nostra città, e possiamo infatti andare a posizionarla immediatamente in un luogo abbastanza vicino al centro abitato, e praticamente appena verrà edificata potete vedere che avrà bisogno di dirigenti e ovviamente di operai specializzati. E quindi vediamo un po', abbiamo bisogno di dirigenti, mettiamone un paio, costruiamo un paio di abitazioni per quindi occupare questo nuovo posto di lavoro. Perfetto, vediamo un po' se i dirigenti si danno da fare ed entrano all'interno della nostra del nostro nuovo terminale degli autobus. Vediamo un po', a breve verranno ultimate le nostre abitazioni, intanto guardiamo un po'. Ok, sono entrati all'interno, perfetto. Adesso che sono entrati all'interno, la nostra stazione dell'autobus è diventata operativa e come potete vedere il costo mensile è aumentato, e praticamente possiamo iniziare immediatamente a effettuare una sorta di costruzione dei nostri terminali, che poi disporranno degli autobus, e quindi potremo facilitare la vita ai nostri cittadini. Intanto andiamo un attimo nel settore commercio, scusate, andiamo nel settore commercio, diamo un'occhiata alla nostra città. Come potete vedere abbiamo disponibile un gettone di operai specializzati che possiamo utilizzare per ricoprire il nostro debito finanziario. L'industria alimenti la possiamo ridurre, come potete vedere anche gli uffici ci mancano, però per adesso vediamo un po' se riusciamo a recuperare un po' di soldi per quanto riguarda l'industria alimenti. Ecco, potete vedere che adesso il flusso di cassa è positivo, perché adesso dobbiamo cimentarci nella funzionalità quindi dei trasporti. Quindi possiamo costruire un terminale piccolo che praticamente può gestire solo 3 linee di autobus, oppure un terminale enorme che ne può gestire circa 12. Allora, quindi il nostro terminale piccolo, come potete vedere, andrà ad influenzare le aree che potete vedere, e in questo caso, selezionando il nostro terminale, possiamo effettuare delle fermate per ricoprire i vari luoghi all'interno della nostra città. Più fermate effettueremo, più persone riusciremo a come possiamo dire, raccogliere all'interno del nostro autobus. Quindi la seconda fermata la possiamo effettuare qui, andiamo a raccogliere anche i cittadini all'interno di questo incrocio e anche all'interno di questa parte di città. Perfetto, ogni stazione richiederà dei soldi, perfetto, possiamo anche andare da questo lato e concludere praticamente con un'altra fermata qui e una settima fermata all'interno del nostro terminale. Perfetto, adesso verrà edificato il nostro terminale piccolo, e adesso gli autobus inizieranno a girovagare all'interno della nostra città, sfruttando questa linea che abbiamo tracciato, e praticamente i cittadini andranno
si riusciranno a spostare meglio all'interno della nostra città. Per renderlo operativa ovviamente sono necessari gli operai specializzati e praticamente per sviluppare queste linee di autobus, di trasporti pubblici, dovete davvero aver bisogno di un ottimo capitale, perché necessitano davvero di un ottimo costo mensile. Andiamo nel pannello trasporti pubblici. Come potete vedere, le nostre linee degli autobus disponibili li ritroviamo all'interno della descrizione, e possiamo, a differenza dei tipi di autobus che sono disponibili, sceglierne qualcuno. Per esempio un minibus trasporterà meno persone, però costerà molto meno per quanto riguarda la manutenzione, come potete vedere, solo 1000 monete. Oppure mettere un autobus a 2 piani, trasporterà davvero molte persone, però in sostituzione, come possiamo dire, in contrapposizione, abbiamo una manutenzione abbastanza elevata, come potete vedere circa 4000 soldini. Quindi io direi di lasciare un autobus normale per quanto riguarda questa stazione. Quindi la nostra stazione dei servizi pubblici può supportare circa 3 linee, come abbiamo detto. Quindi posizioniamo altre 2 linee, visto che adesso abbiamo abbastanza soldi da poterlo fare, e quindi facilitiamo il traffico. Ovviamente gli autobus saranno più convenienti alla città, quindi i nostri cittadini li sfrutteranno maggiormente nei confronti dell'auto, e quindi il traffico si agevolerà. Allora, vediamo un po', possiamo collegare la nostra linea attraverso quest'altra parte di città, in modo da collegare tutto ciò che possiamo. E la parte più importante inoltre è collegare le nostre stazioni per trasferire dei cittadini da un luogo residenziale a un luogo lavorativo, in modo tale da facilitare il loro viaggio, perché praticamente il viaggio dei cittadini è sostanzialmente quello di recarsi al lavoro. Quindi per esempio possiamo costruire un terminale enorme, in questo caso in questa parte di città, anche per dare un'occhiata a questa nuova struttura. Eccolo qui, il nostro terminale enorme andrà a ricoprire davvero diversi spazi del nostro piccolo paese, che ormai è diventato una bella città di 52.000 persone. Ok, come potete vedere abbiamo fatto una bella linea degli autobus che sta andando a ricoprire tutta la città, e che praticamente, effettuando 7 fermate, andrà a soddisfare tutti i bisogni dei nostri cittadini. Perfetto, adesso anche le linee degli autobus sono state ultimate. Vediamo un po', diamo un'occhiata al nostro traffico. Intanto cosa è successo? Abbiamo costruito più di una linea autobus, quindi siamo riusciti a guadagnare un nuovo obiettivo, quindi 10 punti. Diamo un'occhiata al nostro pannello delle risorse. Come potete vedere abbiamo sempre una carenza di alimenti, perché ovviamente abbiamo scelto sempre questa mappa con risorse minerarie, in questo caso naturali, come gli idrocarburi che disponiamo al di sotto del nostro terreno. Però diamo un'occhiata al nostro traffico. Allora, il nostro traffico adesso, in queste zone dove siamo riusciti a costruire le nostre linee degli autobus, il traffico è nettamente migliorato. Come potete vedere non è apparsa più l'icona all'interno degli operai generici che il traffico è congestionato, e quindi, come potete vedere, siamo riusciti a risolvere quest'altro problema del traffico, che ovviamente il traffico degli autobus può essere preso in considerazione all'interno di questa icona traffico autobus all'interno del settore dei trasporti. E queste sono le nostre linee degli autobus disponibili, che per adesso sono vuoti, perché devono entrare un po' in circolazione, e a breve quindi si riempiranno. E come potete vedere, a secondo delle fermate, possiamo vederle all'interno della nostra leggenda in basso, praticamente gli autobus andranno a riempirsi. Come potete vedere, qualche linea sta cambiando colore, quindi vengono utilizzati dalla nostra cittadina per spostarsi principalmente nelle regioni dove il traffico è più, come possiamo dire, influente. Quindi un altro metodo di trasporto sono le linee metro, che l'azienda metro dispone praticamente delle nostre metropolitane, che possono essere utilizzate per spostarsi in città di varie dimensioni. Per esempio, se edificate diverse città, per esempio questa è una sorta di prima cittadina, e ne potete collegare anche un'altra in un altro settore dove sono per esempio disponibili delle risorse naturali. Le linee metro sono davvero molto utili, perché
intanto sono molto convenienti alla popolazione per quanto riguarda la macchina, però l'azienda del metro, praticamente del transito di massa, viene sbloccata a 100.000 abitanti e noi ne abbiamo circa la metà. Comunque, adesso esponendo anche questa ultima qualità del game, questa nuova funzionalità, ovvero le linee degli autobus, siamo riusciti a dare un tocco d'arte alla nostra cittadina, che è diventata davvero un'ottima città, davvero con le nostre linee autobus abbiamo completato quindi questa nostra opera, e quindi vi saluto e mi raccomando, guardate i prossimi video che andrò a pubblicare di anno 2070, ovviamente continuando la campagna. Adesso ci siamo dati davvero da fare con la nostra campagna e siamo riusciti a sviluppare la missione della catastrofe. Comunque pubblicherò altri video, ovviamente anche di Left 4 Dead con Comenda Veneziano, e mi raccomando, guardate anche il canale di Emma Return che sta effettuando dei gameplay su The Witcher 2 davvero molto carini da vedere, andateli a vedere. Comunque qui è tutto, concludiamo questa saga di CD6XL 2012. Ciao a tutti da Edward Van Helgen.